Beh, sono Sandro Colombo, faccio parte del governo provvisorio e, e come è stato detto sono anche ingegnere per vostra sfortuna, perché diciamo che non faccio in questo momento le funzioni di cassiere come si sta tentando di raffigurarmi qualche minuto fa, però credo che la cosa mi sarebbe molto congeniale. In ogni caso, non vorrei ripetermi, però quello che avevo sentito stamattina fino ad oggi, sempre sto discorso, l'indipendenza, come si fa, cosa si sta fatto, eccetera, vorrei schematizzarlo un poco per ricordare e anche far sì che tutti i presenti che si qua abbiano un'idea precisa di quello che si sta fatto, di quello che si da fare e del come si sta fatto quello che si sta fatto, tanto per capirsi. Perché voi siamo stato indipendente, siamo d'accordo tutti, non vi domando di alzare mano perché penso che la cosa sia ovvia. Che vuol tre elementi fondamentali per fare uno Stato indipendente. La legittimazione democratica, cioè quei cittadini di quello Stato vogliono volerlo, devono volerlo. L'organizzazione politica, perché senza un qualcosa che gestisca lo Stato non si va avanti, e poi, come ha detto proprio appena adesso Carlo Beltramelli, l'indipendenza economica. Mi credo che qualsiasi Stato che si conosce al mondo abbia una sua struttura economica, finanziaria e una sua gestione del denaro pubblico in particolare. Vediamo i punti una alla volta. Legittimazione democratica. Gesea, avevamo. I Veneti, ha detto, vogliamo essere uno Stato indipendente e autonomo? Certo, 2.102.969 veneti con il referendum digitale, ha detto sì. Ho sentito qualche ho visto per Facebook parlando e anche che dice sì, ma in Catalogna si dio muoversi, si bravi, a Scozia che ha fatto qua e là. Ragazzi, ricordiamoci che né in Catalogna né in Scozia si arrivai al 54% di sì sui aventi diritto al voto, cioè su tutto il corpo di persone che potevano andare a votare. Quindi la maggioranza assoluta. Siamo l'unico Stato oggi al mondo che ha detto in era moderna con un referendum, con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, vogliamo essere da soli, vogliamo fare lo Stato. Questa è una cosa che troppo spesso si dimentica e mi ho sentito anche stamattina più di qualcuno presente qua in sala che par che si gabbia da smentegà, che par che il referendum si sta fatto però ma dopo vedremo. Il referendum è stato fatto, certificato come che ha ricordato già più di qualcuno, sicuramente, è valido, funzionante ed è l'elemento costitutivo su cui si basa tutta questa baracca che siamo a fare anche stamattina, perché non avrebbe senso continuare a fare riunioni di questo genere come che si stai fatte 3-4 anni fa, in tutta la storia politica, dove che mi noleggiero, per mia fortuna, lo posso dire, perché alla fine oggi questa è un qualcosa che ha un senso pratico, logico e soprattutto qui stiamo parlando per conto di 2 milioni di persone che ne gadito davanti vi altri che gli altri ne viene da ridere e fate, questo è il discorso e gli altri siamo andati avanti. Tra l'altro dodate proprio tanto per annoiarvi. 17 dicembre 2013, che non segna ancora 2 anni, qua vicino, un paesetto qua del Padovan, si sta a presentare il referendum digitale, che a volte ancora con una data che poi è stata spostata, se mi ricordo bene. Quindi, se meno di 2 anni, tanto per avere un'analisi e un senso pratico dei tempi, come chi corre e di cosa che si fa e di quello che vuol, perché per fare ste robe che vuol tempo, che vuol voglia, lavoro
e dopo, come che avevamo già sentito più volte, Gevol Ischei, fondamentalmente. In ogni caso, se meno di 2 anni che si partio tutta sta grossa e grande e enorme, diciamo, perché al mondo non gli ha vista una roba simile, operazione. A marzo, 21 marzo, sapete benissimo, del 2014 è stato fatto il referendum, dal 16 al 21, il 21 si sta dichiarando ufficialmente l'indipendenza, quindi anche qua molto meno di 2 anni. Che avevamo dichiarato l'indipendenza in piazza a Treviso, e c'era molto di gente, anche a me, tutti contenti, tutti evviva, che bravi che siamo stati, eccetera, eccetera. Adesso siamo indipendenti. So per certo che qualcuno era convinto di essere già indipendente, che il giorno dopo andava in comune a domandare certificati con l'intestazione Repubblica Veneta e non più comune tal dei tali Stato italiano. Però se ne avevamo accorto andando fuori per strade che c'è ancora l'Italia che spadroneggia, Equitalia che ti viene in casa, e a poesia che ha scritto poesia italiana, eccetera, eccetera. E ora cosa si è capitato? Niente. Abbiamo fatto giocato. Perché se si fermavi Moea, già era un giocato. E chi che vuol pensare, e tanta gente non fa suoi nomi, ma che se anche a presentare elezioni pubblicamente dice bisogna fare il referendum, gli parla di quello cartaceo regionale, no? Tendenzialmente bisogna coinvolgere la gente, bisogna avere il consenso, eccetera, vuol dire che bisogna rifare un remake. Nel mondo del cinema si usa film che ha 20-30 anni, rifarli remake in modo moderno. Nel mondo della politica veneta il remake è una perdita assoluta di tempo, e chi che pensa di fare i remake può andare a fare dall'altra parte, secondo me, perché perde solo tempo e soprattutto non utilizzano la loro vita per fare quello che magari in testa crede di avere come scopo finale e importante e fondamentale, e va in piazza con le bandiere. Oggi, anche se questo modo di dire se considera egoistico o superbo, detto da qualche parte, oggi non abbiamo bisogno del consenso popolare. Perché? Perché il popolo ce l'ha già dato, 2.102.969. E se a me qualchedun viene a domandarmi da nuovo ti vuol che fare l'indipendenza del Veneto, lo mando via a calci, perché dico non rompere le scatole, non fare come quei che rompe scatole tutti i giorni col telefono per venderti il contratto dell'Enel, il contratto del telefono, il contratto di questo e quello. Te l'ho già detto, ho già il mio contratto, so già andare a firmare 1 anno e mezzo fa abbondante, chiaro? Limpido. Quindi quella cosa là deve essere tolta dalla testa di tutti noi, se abbiamo capito che stiamo facendo un percorso, che il treno è partito e che non è che a stazione dopo il da tornare in drio per vedere se il capotreno della stazione prima che ridà a partenza. Il treno va avanti. Se ridicolo chi pensa in termini diversi. Mi ho un carattere che tendo forse a essere un po' forte delle volte, almeno mia moglie mi critica sempre così, e può darsi che cerco di non farlo oggi, però sappiate che intimamente sono molto incazzato di sta roba, del fatto di sentire gente che ancora pensa di essere indipendentista, che ancora partecipa a manifestazioni indipendentiste, che ancora si ritiene di essere all'interno di una struttura organizzativa che vuole arrivare ad attuare quello che 2.102.969 persone gadito quasi più 2 anni fa, fatelo, e pensa invece di ripartire da zero. Questo secondo me è impensabile. Perché dico, benissimo, ammettiamo che invece l'abbiamo capito, siamo arrivati, siamo d'accordo, ok? Però, come dicevo, l'Italia continua a spadroneggiare tranquillamente nel territorio veneto. E ora cosa femo? Perché intanto il tempo passa, bisogna pur decidere. Femo qualcos'altro. Vabbè, femo l'organizzazione politica intanto. Abbiamo detto che se 3 robe, e a prima abbiamo fatta, sì, siamo tutti d'accordo, sì. Passiamo alla seconda.
organizzazione politica. Mi pare che se guardate il sito del plebiscito, che sia tutto quello che serve. La delegazione dei 10, che avevamo un presidente, o il presidente, è più giusto dire in questo caso, dato il valore appunto da statista che già sta fatto presente, che si stai tra l'altro eletti da chi 2 milioni e passa di persone prima, quindi una legittimazione assoluta e totale. Alla fine questa organizzazione, che è quella che deve attuare l'indipendenza, cioè attuare quindi quello che il referendum dà come risultato, ha detto benissimo, adesso ci mettiamo in moto per fare la struttura, l'organizzazione politica. Benissimo. Si sta indetto l'altro anno le elezioni politiche, a cui tantissimi di voi anche presenti qua lavora molto. Se vi ricordate, mi ero il direttore all'epoca per l'organizzazione della campagna elettorale, tutto quello che riguardava le elezioni politiche venete, e quindi conosco più di qualcuno di voi che so che lavora molto, ha speso tempo, notti, chilometri, eccetera, per fare questa cosa. Alla fine 1.600.000 veneti, e cifre dico non perché sono ingegnere, ma perché se capisca che non siamo io a parlare del giro di amici, di amighetti, del clubetto, del gruppetto indipendentista che si trova in osteria con qualche decina o centinaia di persone, ma 1.600.000 veneti dito a una ottantina di voi o di persone, tra cui qua che sia anche parecchi rappresentati in questo modo. Bene, fate i nostri esponenti, siete i nostri deputati. Perfetto. Anche qua un po' di date per fissare bene l'andamento cronologico delle cose e come che a mano, anche se sembra che tutto sia spario, qualcuno dice ma plebiscito dove seo, se 6 mesi che non si sente più, non sapevo niente, eccetera. Plebiscito per 6 mesi non si sente più perché sta lavorando, e se sarà in bottega, sarà in ufficio a lavorare, e poi viene fuori. E infatti è il 21 marzo del 2015 si sta fatte le elezioni. Si sta eletto il Parlamento provvisorio, che il 25 aprile, per un puro caso data emblematica, ha fatto la sua prima seduta di proprio Costituzione in Piazza San Marco, il giorno della festa di San Marco. Successivamente, il 18 agosto, si sta nominando anche il governo provvisorio. Quindi avevamo tutto quello che normalmente la struttura politica di uno Stato ha. Possiamo governare, abbiamo il Parlamento e abbiamo poi il Presidente e l'organizzazione delegata per l'attuazione del referendum. Non solo, il Parlamento provvisorio, si sa, ha già fatto tutta una serie di assemblee e soprattutto ha cominciato la sua attività legislativa e ha approvato alcune leggi dello Stato veneto, che chi non le ha ancora viste o chi non si è aggiornato su sta cosa è pregato di andare nel sito del plebiscito e si troverà anche i testi delle leggi approvate, le date, i numeri, eccetera, tutto quello che riguarda la cosiddetta odiata parte burocratica dell'organizzazione. Ottimo? Siamo d'accordo? Siamo contenti? Avevamo l'indipendenza, avevamo il referendum, avevamo la parte politica, tutto bene. Vado fuori dalla porta e cosa trovo? L'Italia che continua a spadroneggiare nel Veneto. Vuol dire che anche a questo c'è un altro giocato. E quando giocato di cosa femo? Niente, giochiamo e basta. E continuiamo a giocare e basta. E ora qualche dunga pensa che bisogna fare qualcos'altro, anche perché se il piano se può avere 3 elementi per far stare in piedi questo Stato, vedremo di fare anche il terzo.
d'accordo? È quasi la parte più simpatica e interessante. Perché? Perché il terzo è l'indipendenza economica. Ma cosa vuol dire indipendenza economica? Che ho la pensione, che ho il mio reddito, che ho da stare tranquillo, che lo Stato mi dà il reddito di cittadinanza che mi fa sopravvivere, eccetera. Sì, ma queste sono tutte robe che vignerà dopo, quando lo Stato ci sarà. Perché quello che ho sentito che prima è tutto perfetto, ma per quando lo Stato ci sarà. Per adesso lo Stato veneto non c'è, anche se dichiarato ormai da più di 1 anno e mezzo, ma fattivamente non ha potere sul territorio. Quindi capacità economica vuol dire, primo, che l'organizzazione che deve lavorare per attuare quello che è uscito dal referendum deve avere una capacità di movimento economico per potersi pagare e gestire tutte le attività che fa. Sta SAA costa più di 400 euro, mi pare, che dopo anzi se avrei occasione di dare un contributo, ecco qui sarà la mia parte del cassiere, ma non è solo qui, perché per le attività che devo farmi nell'ultimo mese ho fatto 3.000 chilometri e a gasolio, per fortuna costa un poco meno, ma costa. Tutti gli altri attivisti, non solo, ma partendo dal presidente e da tutte le cariche, se vogliamo, o incarichi più o meno impegnativi, gade e spese. Se poi vogliamo fare come ha perfettamente ricordato Gabriele Berto prima, per presentarsi al mondo non ti va a portare al protocollo di ambasciate estere in camisetta e braghe curte la fotocopia della dichiarazione di indipendenza, approfittando di una gita turistica tua personale, ma devi partire con una delegazione di un certo tipo, in un certo modo, che costa di albergo, che costa di aerei, che costa dei viaggi, che costa di tutto. In quel modo ti va a parlare con chi di dovere e ai posti giusti, perché il resto è tutto, oltre che folklore, ma anche folklore veramente terra, proprio e che può creare anche danno. Perché ti mette una luce, se mi arriva uno e dice qua so l'indipendente, cosa. Ah vabbè dai, metti A, la segretaria, metti A, poi guardo. Arriva qualcun altro dopo, vestito bene, eccetera, dice sarissimo la commissione, ma si crede che a letterina A, ma che se sognai, ma perché fate queste robe? Cioè, o questo o quello. Quindi cancelliamo tutta sto folklore assoluto che disgraziatamente mi sono reso conto appunto lavorando in questi ultimi periodi, anzi ormai questo ultimo anno, a contatto diretto proprio con gli indipendentisti attivi, se vogliamo, mi sono reso conto che ancora gli è in testa l'idea del folklore veneto. Non esiste. Do qualche altro minuto? No, grazie. Quindi indipendenza economica vuol dire prima di tutto sostenere, come è già stato detto molto forte, molto chiaro da Gabriele Berto, sostenere l'organizzazione che deve fare quello che voi e altri 2.100.000 come qua saremo un centinaio che avevamo via 100 persone da il numero che ho fatto prima e siamo sempre a 2.100.000 e Gadito, andate avanti e fate, ma supportate sta gente, sto gruppo. Un'altra cosa invece importante per avere l'indipendenza economica è che il tessuto vitale del territorio sia economicamente valido. Non ti può avere l'indipendenza economica con un territorio fatto di capannoni vodi, di imprese che s'era, di artigiani che aveva 7 operai e adesso si ha da soli su un cantonetto del capannone perché se no è troppo freddo, scaldarlo tutto, non so che fa, a trafficare. Queste cose le ho viste in questo periodo che sto girando per le aziende, per i contatti legati al club. Ho conosciuto uno che si era impiccato. Però sono riuscito a parlarghe. Perché?
perché Sofio io gacciapà. E se riuscì a tirarlo dalla corda. Sta roba mi fa star male già ancora adesso. Quindi, e questi, abbiamo un capannone bellissimo, un'azienda bellissima, per i discorsi tasse, Equitalia, solite robe che sa tutti, si arriva con fio di 20 anni a quel livello là. Adesso sta recuperando e vedremo cosa si riesce a fare a livello poi di organizzazione. Lasciamo perdere questi discorsi che esagerati. Però, a parte questi casi emblematici e proprio portai all'eccesso, scusami, diria che la situazione del territorio sia abbastanza conosciuta, vista e visibile in giro, per cui il discorso, uno degli elementi fondamentali è quello di fare in modo, trovare un modo, che bisogna pensarlo, per rivitalizzare il territorio. Benissimo. Terzo, lo Stato. Lo Stato è e deve essere un'organizzazione. Lo Stato non è più i volontari, l'organizzazione di volontari sul territorio, eccetera. Uno Stato vero ha una sua struttura, una sua organizzazione, in particolare deve avere una sua organizzazione economica e finanziaria, come tutti gli Stati del mondo, più o meno buona, più o meno funzionante, più o meno equitagliata, però deve averla. Il problema è, e se siamo chiesti, anzi, certamente si è chiesto, perché mi forse non arrivavo, come si fa? Go sentio, mi ricordo se era la prima o seconda riunione, assemblea del Parlamento Veneto, che c'era state fatte delle proposte di finanziamento dell'organizzazione del Parlamento, che però erano proposte che ricopiavano, riproponevano la logica solita delle associazioni culturali, sportive, eccetera. Femmo una cassa comune, mettemmo dei soldi ognuno, eccetera, eccetera, cioè a livello volontariato spontaneistico. Forse qualcheduno non ha ancora capito cosa che vuol dire che l'etichetta che è stata data, quel badge con scritto deputato federale della Repubblica Veneta, che non vuol dire socio dell'associazione Amici dei Musei o dell'associazione sportiva Pulcini del calcio. È chiaro questo? Sono deputati di uno Stato, fanno parte del Parlamento di uno Stato. Cosa vuol dire? Che il Parlamento di uno Stato non ha i deputati che mette i 100 euro al mese a testa per tenere in piedi la cosa. Ha una struttura economica, finanziaria, c'ha il mio erario, c'ha il mio quello che ti vuole, che tiene in piedi lo Stato, che gestisce le spese, le entrate e le spese dello Stato. Ed è necessaria, obbligatoria. Non aver capito, non aver in testa, soprattutto chi che è indipendentista e che viene alle riunioni, eccetera, che questa è una cosa obbligata, vuol dire non aver capito niente, o aver capito che ho due giocattoli, continuo a giocare finché mi stufo, come che fai putei, che dopo un poco si stufa e metti i giocattoli da parte, almeno a me mi è sempre capitato così, ma finché il giocattolo che piace continua a giocare, che se chi che lo fa da 20 anni, chi che lo fa da 30 anni, e chi che dice, oh, sì, sei indipendentista da una vita, bravissimo, eccetera, mi te dirò che se ho un giocato che gioco da una vita e che ho imparato a giocarlo meglio, ben, sono bravo a giocare quel giocato, ma non ho fatto altro. Cioè chi che è indipendentista da una vita, secondo me è proprio quello che ha sbagliato tutto alla fine, o dovrebbe rendersi conto che ha sbagliato tutto, perché non ti può andare avanti 20 anni a non avere risultati e a volerti sentire dire bravo. Bravo, te lo dico, se ti mi dà risultati in 1 anno e mezzo, come che se attualmente i risultati che abbiamo avuto noi. Allora bravo, bravissimo. Non in 20 anni non aver fatto niente, chiaro? Infatti, diciamo, anche qua non si sta facile. Scusami se vado avanti. Posso? Sì.
Non si sta facile, no, perché il tempo corre, dopo non vorrei che... Perché come se che si fa? No, già non è una roba ovvia. Tant'è vero che anche al plebiscito, all'inizio ho detto, voi intanto, che è il problema di autofinanziarsi, crowdfunding, non so se in inglese viene detto. Un anno fa, settembre, si è partito il piano dei gazebi, perché qualche dunque ha detto, c'ho qui i gazebi se fai skate. Bene, partito il piano dei gazebi. Settembre, ottobre, novembre. Si sta fatti tutti questi gazebi in giro per il Veneto, si sta raccolto qualche migliaia di euro, non mi ricordo se 3-4 mila euro complessivamente, che più di tanto non hanno ovviamente dato risultato. Anche altri sistemi che si stai provai di finanziamento, di raccolta dei fondi, sempre basati sull'azione spontanea di donazione. Attenzione, importante capire, donazione vuol dire ciapo i skate della mia scarsea e metto nella tua e i copersi. Cioè ti fa e non mi vedo più. Questa è la donazione. Che è diverso da quello che faremo più avanti e che propone e che se le proposte che facciamo. Molto diverso, fondamentalmente diverso, e va capita questa differenza. Perché se non è capita, si scatta il blocco mentale come che si è scattata avanti e anche. Quindi tutto questo meccanismo delle donazioni non ha risultati sostanziali, ma in ogni caso il metodo non è un metodo che può essere pensato per un'organizzazione dello Stato, perché lo Stato deve avere un sistema certo, strutturale e soprattutto continuativo. Non è che qualsiasi Stato dice vabbè domani do le tasse e il prossimo anno non me ne passo. Ok? Quindi la struttura che bisogna avere è la struttura economica e finanziaria che deve stare in piedi da sola, deve funzionare, deve stare in piedi da sola, deve rendere quello che spende e avere, come abbiamo visto prima per l'ipotesi dei calcoli sulle pensioni eccetera, deve avere il surplus che sia l'utile necessario per... A questo punto cosa si sta facendo? Se a pensare di bene, che abbiamo ipotizzato l'organizzazione di un'attività finanziaria sulla base del venture capital, quindi sulla base di finanziamenti alle imprese, quindi per l'economia reale, per sviluppare l'economia, quindi fondi investiti e stop. Questa idea è stata presentata qualche mese fa, anzi un anno fa, ma anche là cosa si è capitato? Con tutti i indipendentisti che hanno detto sì, prima di sentire parlare di skate, scappati a gambe levate, assolutamente a gambe levate. Chi più, chi meno, chi invece non le scappa subito, ma si è spento un po', piano piano come una candela che si spegne e il tempo. Stop. A questo punto l'idea è stata qua. Io capisco che militanti, simpatizzanti, patrioti si allergici a parlare di skate. La maggior parte, perché qualche no, ma la maggior parte si ha capito che questa strana malattia di allergia a parlare di skate. Bene. A questo punto abbiamo detto, saltemo anche quel fosso e andiamo direttamente alla struttura economica dello Stato, cioè imprenditori. E questa è stata l'idea che poi a chi che si è interessato e come è stato detto prima mi lascia il nominativo e potremo fare degli incontri diretti per approfondire meglio, è stata l'idea del club, che è un club fondamentalmente per accomunare imprenditori e anche persone di buona volontà, investitori, che abbia quindi soldi da investire, il tutto finalizzato all'economia reale, a entrare e a mettere in moto l'economia reale. Con questo spero che la cosa sia stata chiara, la mia idea sia stata chiara e che se qualcuno ha capito che la parte economica, questa parte economica è fondamentale ed è l'unica cosa, il terzo giocattolo che manca e che bisogna
comprarselo a sto punto, perché non ti porta a Befana come che altri, questo bisogna comprarselo, se ben che lo faccia, se no, secondo me, se ben che sta a casa. Grazie.